Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi speciale europei con il retro gaming. Ci spariamo tre giochi appunto di calcio dedicati a Euro 96, Euro 2000 e Euro 2004. Cominciamo con il Saturn Euro 96 in Inghilterra e te lo godi. Poi andiamo con PlayStation 1 UEFA Euro 2000 e chiudiamo con UEFA Euro 2004 Portogallo. Euro 2000 ovviamente, Belgio e Olanda. Andiamo raga, partiamo con il Saturn. Raga, si parte con Euro 96. Lo apriamo. Istruzione. Pubblicità. E disco. Vai. E andiamo. Ok, forse è il gioco più difficile di calcio della storia, ma va bene. Ok, dai che ci siamo. E andiamo. E questo lo mettiamo qua. E si gode ragazzi. Si gode a bomba. L'unica cosa, vediamo che sappiamo italiano. One moment please. Tutto in diretta e in esclusiva. Ah ok, già più scuro che teoricamente dovrebbe vedersi, ok. Sappiamo che con giochi di calcio è un po' difficile. Vai! Vai! UEFA Euro 96, Sega Saturn. Vai! Europeo, giocatore, star. Para. Seleziona squadra. Andiamo con l'Inghilterra, con la maglia più affascinante della storia. La seconda ovviamente. Girone a Birmingham, England, Svizzera, Holland, Scotland. Il girone di Leeds e Newcastle, che è Londra e Birmingham, Leeds e Newcastle, Spagna, Bulgaria, Romania, Francia, girone dell'Italia, Manchester, Liverpool, Germania, Repubblica Ceca, Italia, Russia, girone Sheffield, Nottingham, Denmark, Portugal, Turchia and Croatia. Vai! Ci siamo? Vai! E si parte con Inghilterra-Svizzera, no, non è Inghilterra-Scozia la Pepper. Vai. Un attimo i controlli che non mi ricordo one pippa. Allora, tiro con A, velocità C, passa via. Uomo più vicino X. Quindi tiro, passaggio velocità. Boom. E andiamo signori, Euro 96. Vai. Si va ragazzi. Questo è un gioco che avevo, forse non sbaglio, solo per Saturn questo, non mi ricordo se è un'esclusiva Saturn, sinceramente. Non me la ricordo questa cosa, chiedo venia. Vediamo solo questi tre perché sono i tre giochi diciamo più vecchi che ho degli europei. Poi gli altri sono anche DLC, sono cagate gli altri giochi degli europei purtroppo, da un certo punto di vista. Una vittoria in questa partita eccoli qua. per spianare la strada verso il successo finale. Perfetto, mi fa piacere. Vai Beppe. Sheringham. Teddy, il signor Teddy. Mamma mia ragazzi. Non è riuscito a tenere in gioco la palla. Credo che debba aggiustare un po' la mira. Pallister. Fuori gioco, ma no. Beffa atroce. E non c'è, no, non c'è. No, ma che cazzo. Stupendo cross. Attenzione, fuori gioco. Mamma mia, non era fuori gioco, signori. Strepitosa.
calma ragazzi, questo gioco è Decisamente un impestato. buon piazzamento, quello del portiere. È la cosa più impestata del mondo sto gioco. Sforza! Ah, aspetta, cambiamo un attimo la... Oh, Perfetto. ci è andato vicino. Dai, diamoci una reffata, Beppe. Ola. Vai. Vai ragazzi, devo ancora fare un gol. Lì! Il portiere ha fatto del suo meglio per trattenere il pallone. No così, no così. Buona uscita del portiere. Perché mi ha cambiato la visuale, grazie. Questa è la migliore per me. Geiger. Ottiche. Non riusciamo a sfondare. Ora sì, ora sfondiamo. Tira! Sì! Perché tira così di merda? Mamma Se mia. quello non era un tiro sbagliato, non credo di averne mai visto uno. Grazie. La ringrazio, dottore. Ovel! Chapuisat! Questi qua tirano un missile, tiro Buon piazzamento. schifezze. Ottima parata. No così, no così. Bravissimo. E andiamo, vai Neville. Distendiamoci Beppe, distendiamoci, non così però. Deve aver colpito una zolla. La Zola, la... Kenten! Occhio. Kenten! Il portiere l'ha vista all'ultimo momento. Niente, arriva sempre a loro la palla. Chapuisat! Mamma Che mia. riflessi. Dai. Bravo. Sheringham! Ma non così Teddy, non così signor Teddy Sheringham però. Il signor Teddy. Buttala via. Mamma mia, quasi autogol. E la palla finisce in corner. Ci guardiamo la prima partita di ogni gioco, eh. Questo è proprio impestato, non segno neanche per sbaglio. Gran parata. Un punto per il portiere. Un punto per il portiere, bene, non fa classifica però, credo di no. Ottiche. Chapuisat! Cioè ragazzi, è un assedio svizzero sì. Bel tiro, solo esce di poco sul fondo. Assedio della Switzerland. Vai, vai, che sbaglia anche loro ogni tanto I sbagliano. giocatori non sono riusciti a tenere la palla in campo. Rimessa laterale. Non così, ma perché? Ecco, questa è per il far play. Regalata. Niente. Sforza! Non la prendo neanche per sbaglio. Mamma mia. Finisce il primo tempo ragazzi, prestazione imbarazzante. Noi siamo a Wembley, siamo. Primo tempo colloso. Un primo tempo colloso. Tiro! Attenzione! Madonna! Da 40 metri, signori. Fallaccio. Oh! No. Quando mi cambia la telecamera bestemmia in aramaico. E il forcing si allenta momentaneamente. Dai, dai, dai. Ancora rimessa per la Svizzera. Ma l'Inghilterra c'è, l'Inghilterra c'è. Ecco. Calcio d'angolo. Bene, il forcing continua. Occhio, bravissimo. Spazzala, spazzala, va bene. Bravo. Questo è buono. Questo è buono. Shearer! Ma no, ma perché la passa così, sto coglionazzo? Gascoigne. Ecco, di là, Gascogne, Gaza. Chapuisat! Chapuisat. Questa è eccezionale. Vai. 60esimo. Encroft. Quindi, cioè, non riesco a fare un'azione. Cioè, incredibile. Cioè, il gioco di calcio più difficile della storia dell'umanità.
Buttala lunga, buttala lunga. Pierce, Bravo. Gascoigne, Ma Gazza, Dio Cristo, no di là. Knoop. Bravo. Pretendeva un po' troppo lì. Buttala su, va. Geiger. Aia. E È stato fallo. proprio un contrasto molto duro. Ma Lì. 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 Dove il tiro? Bello. Se quello non era un tiro sbagliato, non credo di averne mai visto uno. Ma stai zitto, che sei una ciofeca di uomo. Bravo. Non ci credo. Ti prego. Mamma mia, stavolta c'ero vicino. Stavolta c'ero vicino con il mio idolo Teddy. Col mio idolo Teddy. Sheringham. Simbola Teddy. Teddy! Sheringham! Fuori di niente. 10 Dai. per la potenza, ma il tiro non era preciso. Non ci credo, stavolta ragazzi, un secondo tempo veramente degno di nota, Me ne faccio anche un'altra, me ne faccio. Neville, Vai ed è Gary. ben intercettato. Bravo Gary. Ecco. Ottiche. Guarda questi come giocano adesso, calcio bailado. Rimessa al fondo. Quasi veniva colpito il guardalinee. Ma stai zitto. No, così. Neville, No, guarda che pirlone. Attenzione. Si invola l'England. Tira. Sheringham! Niente ciò, non riesco a metterla dentro. Grande calcio, grande giocata e grande parata. Chapuisat! Chapuisat. Ancora l'Inghilterra Non si riesco a capire distende. cosa volesse fare. No! Niente. Non sfondiamo, beh. Knoop! Mamma mia che rischio. Da parte del portiere. Finisce il primo tempo, proviamo a farne anche una seconda, ragazzi. Siamo a 11 minuti, dai. Visto che comunque sugli altri giochi sono sicuramente più bravo, tra virgolette. Proviamo ancora. Primo punticino comunque. Primo punticino portato a casa contro la Svizzera dei record. Contro la fantasma. Attenzione. Inghilterra-Svizzera 0-0. Adesso abbiamo Olanda-Scozia 0-0. L'Italia pareggia con la Russia. Scotland-Inghilterra. Forse era la prima con la Scozia, con la Svizzera, non mi ricordo un cazzo. Vai, il derby signori, il derby, con qua l'Eurogol di Gazza-Gascoigne. Un gol che rimarrà nella storia degli europei, un qualcosa di incredibile, quasi inaccettabile forse. Boh, vediamo adesso cosa combiniamo contro gli scozzesi. Bene, Vai. è una splendida giornata di sole e il terreno di gioco sembra essere in ottime condizioni. E abbiamo la maglietta figa. Vai, involiamoci verso l'Eternity. Riusciremo a fare il primo gol? Lì, Niente da fare. Aspetta. un po' ambiziosa quella palla. Credo che debba aggiustare un po' la mira. Con grande precisione. Muovi te. No. Non ci credo che... Mamma. Cosa ha preso Vediamo a quale Seaman? giocatore passerà la palla da questa posizione. McCoy, Buttala via. Prendila però. No. McGinley, Dai, stiamo soffrendo un primo tempo difficile. Robertson, McCoy, Ancora quando fa così l'odio. Collins. Madonna. Decisamente un buon Certo che una piazzamento. volta veramente avevano dei controlli da cioccolataio però, Bravo.
Gascoigne. Distendiamoci, Gazza, ma non così. McKim. E la palla è uscita dal campo. Dai, che un gol possiamo farlo, me lo sento. Dai, dai. Sheringham. Tira! Non ci credo, questo era gol. Era una bomba, la deviata a malapena. Ma non ci credo, ma sono anche sfigato però, eh. Vai che si invola. Niente. McKim. Dai, rimessa, ma che occasione Rimessa laterale. per il nostro Teddy. Scusate, fermo, ogni tanto perdo veramente Hendrick. il controllo Non è della riuscito a telecamera. tenere in gioco la palla. Bravissimo. Neville. Vai Gary, si invola Gary. Ma non così. Offside. Attenzione! Sheringham. C'è Teddy perché L'area piccola, non riescono ad allontanare. stiamo dominando. Ma non di là. Perché di là? Ma perché di là? Neville. Tira la su, va. Ah, lunga. 0-0 con Inghilterra, veramente importante, che però non riusciamo a staccare il biglietto per il primo gol su Euro 96. E ha pescato benissimo il suo compagno. Bravo, bel appoggio, ma fuori gioco che per gli scozzesi. Dai. Prendila, niente. I maestri inglesi fanno fatica. Questa è una grande azione però, eh? Questa è una grandissima azione al volo! Prima niente. Il signor Teddy. Grande giocata e grande parata. Hai capito? Non segniamo mai, è il gioco più impossibile della storia. I giocatori di livello internazionale stanno mostrando la loro classe cristallina con passaggi davvero stupendi. Una telecronaca è meglio di quella di FIFA. Gran parata, un punto per il portiere, delusione per l'attaccante. Niente. Ha visto il suo compagno smancato. Fine primo tempo, ragazzi. La maledizione di segnare questo gioco, ecco, continua, bene. Finisce la prima frazione qui a Wembley. Dai, Sheringham. vai Teddy, ancora così. Vi odio. Sheringham. Bello. Niente, non riusciamo a Se segnare. quello non era un tiro sbagliato, non credo di averne mai visto uno. No, però. Non così. Bravo. Neville. Vai Gary. McLaren. McLaren e Ferrari. McCoy. Bel tiro. Buon piazzamento. Ottima parata. Tira. Vai che è nostra. Grande azione. Tira! Pallister. Neanche questa, ma neanche questa è entrata. Posso devo fare il gol della merda? McAllister. Come su FIFA? No, che brutta ah, qua rischiamo. Bravo. Buttala su, vecchio. Buttala su, Seaman. McKim. Bello questo. Ah, beh. Non è riuscito a tenere in gioco la palla. Me ne sono accorto. Persa. McCoy. No. Volley. Fuori gioco. Anzi, qua finiscono tutte 0-0, Beppe. Fuori. No, la recupera Calderwood. la Escotia.
Bella questa azione. Sublime, sublime. Sublime, 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 sublime. No, ho voluto un po' troppo qua. Ho voluto un po' troppo. Porca miseria, la perdo. Bella sta scivolata. Bella, 2 scivolate a vuoto. Niente ragazzi, accontentiamoci. Se va bene in pareggio non riusciamo a segnare. Un po' ambiziosa quella palla. La palla è uscita dal campo. E la palla, le palle. 80esimo. Collins. La pareggita continua. Abbiamo fatto un bel po' di azione, ma. Aspetta, eccolo qua, gol. Ha provato il suo compagno subito. Ma ragazzi, è impossibile segnare. Cioè, o siamo a livello massimo, o sono veramente la più grande pipa della history. Fuori gioco. Mancano 6 minuti. Hendry. Ancora fuori gioco. Dai veloci, dai veloci. Non così. Sì, veloci ma non cagate però. Niente. Sta per finire la partita. Finisce qua ragazzi, 0-0. Euro 96, bellissimo gioco, ma non si può segnare. UEFA Euro 2000. Belgio e Olanda. Eccolo qua. Vai ragazzi, PlayStation 1, UEFA Euro 2000. Usiamo le squadre che giocano in casa, quindi l'Inghilterra per il 96, l'Olanda, il Belgio per Euro 2000 e il Portugal per Euro 2004. Quello che ho giocato di più in assoluto è Euro 2004, troppo, Euro 2000 tantissimo, Euro 96 ovviamente, ero troppo piccolo, quindi è un gioco che comunque non fa parte della mia generazione, nel senso 8 anni, in quel momento ero comunque più su PlayStation e Super Nintendo. Questo è un europeo agrodolce per noi, è bellissimo, ma abbiamo perso in una maniera atroce, ricordo ancora i pianti che ho fatto. Quando abbiamo perso, cioè veramente non riuscivo, cioè in quel momento erano quelli i problemi più gravi della vita. Vorrei tornare indietro, ma non si può. Quindi era bello piangere per gli europei. E questo che è questo signore? Che è questo bell'uomo? È un uomo che sta agli occhiali, quindi non me ne frega. Vai, Euro 2000. Andiamo con una delle squadre più erotiche del mondo, l'Olanda. Germania, Romania, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Svezia, Turchia, Italia, Spagna, Norvegia, Jugoslavia, Slovenia, Olanda, Czech Republic, France, Danimarca. Perfetto, il Belgio, Svezia, Turchia, Italia è un bel girone. No, scusate, sono un coglione, sono un pirlotto. Netherlands, ok, perfetto. Avanti, bellissimo. Adesso però vorrei opzioni. 8 minuti anche no. Handicap direi di no. Domenica 11 giugno del 2000. Vai Beppe. Olanda vs Czech Republic a Amsterdam. Ok, piove ad Amsterdam, una pioggia torrenziale in quel di Amsterdam. Olanda molto iconica, Overmars, Coquille, Davids, De Boer, Bergkamp, Kluivert, Reitzinger, mamma mia, Stam, De Boer. E qua, questa è la partita dove Stam si fa i punti sul sopracciglio, mi pare. Buonasera a tutti, è un piacere avere Sì. voi per l'incontro di girone che vedrà opposte Olanda e Repubblica Ceca. I nostri cronisti per il match di oggi sono Giacomo Bulgarelli e Massimo. Grande. Sì, benvenuti ad Amsterdam. Scusate Una un città attimo. nota per le sue abitudini permissive. Dubito che Per lei non ci credo. il direttore di gara. Per le sue abitudini permissive. Cioè zoccolone e fumo? Nel senso, vuoi dire questo Giacomino? Vai.
Aspetta, ci andiamo a usare gli analogici ovviamente. Reisiger. Madonna che strano. Ok. Stem. Toglie il pallone. Mi rendo conto che ormai con i giochi vecchi non sono più capace a Anche giocare. l'impatto con la palla. Dai che la Amsterdam Arena è carica. Rimessa corta del portiere. Luca. Mehmet. No, che fallo, Fioi. Tratta in grave ritardo. Calcio di punizione. Pioggia torrenziale. Una bella parata. La punizione era ben fatta. Vai. Il portiere è riuscito in qualche modo a bloccare. Grande Il Edwin. portiere non si fa sorprendere, bella parata. Grande. Non riesco a giocare. Non riesco a giocare, ragazzi. Sono una delle pippe più atroci della storia. Possiamo andare? Grazie. Koller. Ottima giocata del portiere. Lo stanno tenendo impegnato già. Bravo Van der Sar, ma noi non esistiamo, Il portiere lontana la palla. Poi. Entra pulito in scivolata. No, così. Bergkamp. Vai, vai, mettila in mezzo. Tiro, vai. Non ci credo. Bergkamp non la prende. De Boer. No, De Grande Boer. intervento del portiere che riesce a deviare. Colpo di testa in avanti. Entrata fuori misura. Porca miseria, oh. Bravissimo, non è mai fallo. Siamo in casa, dominiamo noi. Buon controllo. Hanno Vedi che fischi. di palla. Quasi terminato. La prima metà di gioco. Nessun gol. Si vede che siamo in casa. Buon passaggio. Bravo. Libera il portiere. Non ci credo, un miracolo. È stato costretto ad intervenire solo un paio di volte Giacomo. Ma mi sembra Giacomo. Giacomino. Niente, nessuno dei nostri. Mehmet. Finisce il primo tempo, ragazzi, non si segna. Non riusciamo a segnare. La cosa è alquanto imbarazzante. C'è difficoltà amatore, mamma mia. Chiedo venia. Chiedo venia. Vai. Calciatori pronti ad affrontare il secondo. Il Kuma veramente ormai non è più capace con i giochi. Sono proprio un boomer, raga. Sono un grandissimo Iniziato il secondo fantasmagorico boomer. tempo. Bergkamp. L'arbitro dice di proseguire, ma questa era una brutta entrata. Calcio di punizione, brutta l'entrata in scivolata. Bello. De Boer. Ma qua fai i numeri. Ok. Verla. Ok, ma scusa, ma. Boh. Reisiger. Strada. Quanti errori. Niente, fallo. Brutto questo Scusate un tecnico. attimo. Punizione. Il bello della diretta. Buono intervento. Scusate ragazzi, torniamo a giocare. Il bello della diretta comendiane. Palla spazzata via. Dai Fioi, un gol. Oh, non riesco. Ah, fallo, vai. Rischiata l'entrata in Niente, scivolata. non segno neanche per sbaglio. E la cosa mi sta altamente sui maroni. Sì, controllo perfetto. Occhio. No, Ottimo cross. eccola. Un grande gol. Se la Repubblica Ceca è incredibile. Perfetta conclusione in rete. Esaminiamo più attentamente. Esaminiamo. 1-0 quindi. Eccolo qua, buon. Vai che andiamo, vai che andiamo. Bene la palla. Ui. Niente, oh, ma nessuno dei miei. Savic. Niente. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Ad amatore non riesco a giocare, ragazzi. Cioè. Mehmet. Guarda che roba! Mehmet. Cross. Allontana la palla di testa. È una buona difesa. E finisce qua, ragazzi. Riusciamo addirittura a perdere Finale di 1-0. con l'Olanda contro la Repubblica Ceca, ragazzi. Un disastro.
Raga, UEFA Euro 2004, Portugal. Riusciremo a vincere almeno qua? Speriamo. Ma neanche a livello amatore vinco ormai. Sono quelle cose che ti fanno capire l'anzianità. Vai. Che disastro, Beppe. Questo l'ho giocato tantissimo, soprattutto in montagna. Mi ricordo anni belli questi, 20 anni fa, ragazzi. Mamma mia. Un cume molto anziano. La tensione sale. Finora ho fatto 2 paresi su Euro 96 e una sconfitta su Euro 2000, ragazzi. Vai, non mi interessa. Dai. EA Sports. It's in the game. Dai. Con il meraviglioso e fantasmagorico Roteiro. Pallone che ho amato non quanto Gigi Fevernova a livello estetico. Allora, il tango è il mio preferito in assoluto. Quello del 94 è il mio preferito. Poi Gigi Fevernova e Paolo Roteiro. Vai. Vai. UEFA Euro 2004. New Tournament. Vai. Sì, dilettante. 4 minuti. Infortuni sì. Andiamo ovviamente con il Portugal. No, aspetta. Ok. Vai. No, ma scusa un attimo, ma non posso fare solo la fase finale? Coglioni. Io voglio fare solo i gironi finali, grazie. Voglio uscire, zio Ken. Un attimo solo, ragazzi. Eccola qua, ragazzi, si comincia. Portogallo, Grecia. Sappiamo quanto finire questo europeo e come ha perso il Portogallo la prima proprio contro la Grecia. Vai. Però togliamo Sergio con Seisao. Non c'è Ronaldo? No, non me l'ha convocata, dai, mettiamo Deco, ma che inculata, ma no. Va bene, perché quello c'è quando fai la fase quella con tutte le partite. Va bene, dai, dovevo, come si dice, selezionarlo prima. Chiedo venia, ragazzi, chiedo venia. Vai Fiori. Euro 2004. Eccoci. Eccoci qua, raga. Siamo finalmente arrivati alla gara d'apertura del torneo. Ancora pochi istanti e l'arbitro darà il via all'incontro. Vai. Galli ci dirà qualcosa di queste due squadre. I 4 difensori in linea cercheranno di servire il reparto offensivo con lunghi lanci. Riusciremo a fare un gol in questo video, chissà. E Bissas Ce la faremo? allontana la sfera. Non riesce a controllare il pallone. Luigi figo. Vai Luigi. Controlla ancora la palla. Siamo là in mezzo, Nessun dubbio per l'arbitro. Ci sarà un rinvio La profondo. telecamera un po' più vicina, Beppe, riusciamo? Un pochetto. Telecamere. Vediamo così. Vai. Rinvia il portiere. Madonna, guarda che zoom. Aspetta un attimo. Dai, però madonna che lento. Azione, campo largo. Facciamo campo largo così, dai. Guardalo Gigi. Ottima scelta di tempo. No, Gigi, no. Ma dov'è il fallo? Ma dai, ma per cortesia.
sui piedi del difensore. Vai. Ancora Gigi per illuso agente di Costa e la perdiamo. Ancora Figo però. Attenzione. Numeraccio. Lui. Fallo. No, ma dai, fuori gioco, l'ho fischiato. Lo stop. Ma Palla no. recuperata dal difensore. Ottima scelta di tempo, un fantastico Thiago. intervento in scivolata. Deciso l'intervento in scivolata ad allontanare la Non stella. posso fare gol. No, ma che cazzo fai? Eccola là. Vediamo. Ottima Mamma presa. mia, cioè, ve lo giuro ragazzi che non ero così scarso. Ero molto sicuro di sé, Bruno. Non mi reffo più nulla. È incredibile, Beppe. Un colpo di testa che non trova L'ho lo specchio rischiata. della porta. D'accordo che siamo solo all'inizio, ma è meglio dimenticarsi in fretta di questo tiro. Dai. Il portiere batte il rinvio dal fondo. Un passaggio utile. Thiago. Manish. Gigi. Figo in Tiro curva. completamente fuori bersaglio. Non poteva certo vedere la porta in quella situazione. Il pallone ritorna in gioco. Ancora Gigi. Gigi non perderla. Figo. Calma Gigi. Fermato Oh, l'azione Giugo. d'attacco. Intercetta il Bravi. pallone. Bravissimo lui. Thiago. Super Deco. Vai super. Bravo Deco. Niente. Sottrae la palla all'avversario. Gran colpo di testa. Guarda, tutte le sbagli, oh. Ottimo. Pallaccio. Collina, grande collina. Uscita fuori tempo e questo gli costa un cartellino giallo. Non c'è dubbio, meritava di essere ammonito Bruno. Lui. Non ne azzecco una, non la azzecco. Fa avanzare il pallone. Niente. Ottimo pallone. Prende lo tackle in scivolata con cui ferma l'azione dell'avversario. Dai Fioi. Palla rinviata verso la metà campo avversaria. Dai cazzo però. Deco. Non perdermela Si Deco. inserisce Niente, il ma difensore tutti i in passaggi piscina. sbagliati. Oh. Niente. Molto bello il tackle in scivolata con cui ha tolto palla all'avversario. Non riusciamo a Si fare stanno one preparando a minchia. colpire. Il fallo c'è Da stato, l'arbitro comanda il calcio di punizione ma non estrae nessun campo. Disastro ragazzi, disastro. Questa è la diciamo registrazione degli europei come indiani. Mamma mia. Sta andando male da un punto di vista prestazionale. Cos'è sta roba? Ho buttato via. Bravo. Le squadre stanno per rientrare negli spogliatoi al termine di un primo tempo privo di gol. Decisa l'entrata in scivolata nettamente sul pallone. Bravissimi. Dai. Si era No. nella difesa ma è stato Che tolto il pipa che portiere sono. fuori gioco. Vai, bravo. Paoletta. Non ci credo. Vediamo se riesce a concludere. Bello. Non so, non ho proprio più la testa per giocare a questi giochi qua vecchi, cioè, è incredibile. Cioè, Palla che pazzesco. finisce in diritto tra le braccia del portiere. Pazzesco. Finisce il primo tempo, disastro. Segna un calcio di punizione. Ci sarà una Finisce il primo tempo, ne ancora, solo 8 minuti di recupero. Termina qui la prima frazione di gara, squadre in parità sul punteggio di 0-0. Tempo. Giovanni, quali sono le tue impressioni su questa prima frazione di gara? Tutti noi ci aspettiamo un secondo tempo Vai. altamente spettacolare. Concentration adesso. Sta nelle gambe e soprattutto nella testa dei giocatori.
Diciamo che questo era il FIFA 2.0, c'era FIFA 2004, poi uscivano questi che erano i mondiali europei, e c'era il miglioramento, a parte il mondiale 2002 che è un gioco, ragazzi, dire brutto è fare un complimento. Perde il pallone. Dai Deco, bravo Deco. Intervento A me non la fischia mai il l'arbitro Collina. non è di questo parere. Collina non mi fischia mai one cazzo. Perché di là? Niente, proprio non ho la cosa di controllo. Paoletta, niente, Una difesa Paoletta. quasi impenetrabile, per il momento hanno concesso pochissimo ai loro avversari. Ha subito un duro colpo, ma l'arbitro faceva Gigi. di continuare. Vai Paoletta. Bravo, lui Costa. Tiro. Dai, È stata la sua peccato. prima vera conclusione a rete di tutto l'incontro. Peccato questo. Vai, così, vai conto. No così. Il portiere è stato bravo ad Mamma allontanare il mia. pallone. Il sistema di angoli aveva sto Non è gioco. riuscito a fermare l'avversario. Fantastico intervento in scivolata. Gigi. Palla della Grecia in una partita ancora senza reti. È riuscito a proteggere bene la Figo. sfera. Entrambi gli Ancora esterni parato. difensori mi sembrano in grande giornata qui. Vai conto. Grande Non ci giocata. credo, tira! Niente, nessuno dei miei. Ovviamente. Bravo, fallo. Ah, ecco. Giallo, corretta. Giallo, Atteso giallo. la decisione del direttore di gara. Un altro brutto intervento. Lui Costa. Tira! Il portiere non si fa impensierire. Non segno neanche per sbaglio, raga. Un'occasione persa da una posizione così favorevole. A livelli Ottimo bimbo. stacco. Non c'è fallo, è entrato sul pallone. C'è una parola. Il suo passaggio lungo non è stato preciso. Vince Dai, il fai, tempo buttala di su. interrogare per l'avversario. Dai, dobbiamo segnarlo un gol. Paoletta. Paoletta contro tutti. Paoletta contro tutti. Bravo. Palla intercettata dal Poi un po' difensore. figo sbagliarmi un passaggio così. No. Sto zitto che è meglio. Conquista palla, deve cercare di giocarla in profondità. C'è un'altra Fallo che non ho capito. Poi si riprenderà da un'altra situazione, la palla inattiva. Occhio. E spinge di pugno. Ma perché? Comunque sul joystick ha Si problemi. riprenderà con un tiro dalla È bandiera. anche il joystick rincoglionito. Bravo. Per Vai su, l'avversario con vai un Gigi. grande intervento in scivolata. Mamma mia, quanti errori, ragazzi. Tiro. Fuori di Un poco. tiro decisamente da dimenticare. L'ennesima partita senza gol. Determinante. Chiedo venia, ragazzi, chiedo venia per la mia scarsosità, ve la dico così. Devono stare Ho attenti. coniato il termine scarsosità. Il passaggio Io viene conio. intercettato. Vorrei coniare un gol però. Kutos. Il Portogallo ha la palla in questo incontro ancora senza reti. Guarda che roba. Non so più giocare. Aia. Evita il gol. Preferisce non correre i rischi e spazza via il pallone. Il Vai, pallone Fiori. viene intercettato. Bravo. Paoletta la Palla perde. persa. No, Madonna, Fiori. Bella palla filtrante. Ottima scelta di tempo. Dai. Niente da fare, proprio non riesco a creare l'azione. Raga, sotto il comandante veneziano abbiamo visto Euro 96, Euro 2000, Euro 2004 e abbiamo visto molti gol Una di quelle soprattutto. partite Ciao! che certamente non ricorderemo a lungo.